Buonasera a tutti, benvenuti. Buona settimana amici, buona settimana. Noemi, stare senza di te sarebbe meglio per me, come acqua sulla luna, lei il mio portafortuna. Noemi, la metà dei miei anni, esami, amicizie ed impegni, lei ride e ti dice di no, la più bella cosa che ho e che non ho. Noemi, il tuo messaggio non c'è, ti prego ferma il tempo per me. Noemi, mi conosco e lo so, non riesco a dirti di no. Lei vola lontano, ritorna vicino, ti prende la mano, sparisce pian piano. Lei vola vicino, Noemi lontana, ti manda lontano, Noemi vicina, io resto a guardare, Noemi nirvana, Noemi ti amo, Noemi divina. Noemi all'università, tra noi quanta complicità. Noemi, cornetto e caffè, stasera dormi con me. Noemi che disegna il futuro, tenace più testarda di un muro, un viaggio senza confini. Noemi, 10.000 problemi. Noemi graffia come un leone, Noemi è nel suo pigiamone. Noemi, tra incertezze ed inganni, con la metà dei miei anni. Lei vola lontano, ritorna vicino, ti prende la mano, sparisce pian piano. Lei vola vicino, Noemi lontano, ti manda lontano, Noemi vicino, io resto a guardare, Noemi nirvana, Noemi ti amo, Noemi divina. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera, 348 80 40 254 il numero per tutti i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti. Sarà una puntata speciale perché abbiamo una scaletta divertente. Abbiamo iniziato con un brano tratto dal mio ultimo CD, nonché il primo, però posso dire l'ultimo, mio caro Federico in regia, perché dire così ultimo CD fa molto più figo che il primo CD. Noemi, la storia di questo professore che si innamora di una sua alunna molto più giovane di lei dal nome Noemi. Ma adesso continuiamo con un altro nome. Da Noemi passiamo a Aurora e Rosa Mazzotti. Io non so se mai s'avvererà uno di quei sogni che uno fa, come questo che sto mettendo dentro una canzone da quando c'è. Forse anche questo resta
resterà uno di quei sogni che uno fa, anche questo che sto mettendo dentro una canzone, ma già che c'è, tanto che c'è, continuerò a sognare ancora un po'. Sarà l'aurora, per me sarà così, come uscire fuori, come respirare un'aria nuova, sempre di più. E tu, amore, vedrai che presto tornerai dove adesso non ci sei. Forse un giorno tutto cambierà, più sereno intorno si vedrà. Voglio dire che forse andranno a posto tante cose. Ecco perché continuerò a sognare ancora un po', uno di sogni miei, no, quello che c'è in fondo al cuore non muore mai. Se ci hai creduto una volta lo rifarai, se ci hai creduto davvero come ci ho creduto io. E adesso voglio sentire tutti, ma proprio tutti. Sarà l'aurora, per me sarà così, sarà di più ancora, tutto chiaro che sarà l'aurora, con noi dai, per me sarà così, sarà di più ancora, tutto chiaro che sarà. Buonasera Alessia Chelucci, benvenuta! Buonasera Enrico, grazie. Che bella canzone, che bell'inizio, che bel tutto e che bel vestito che hai. Complimenti, devo dire, complimenti. Grazie. Voi non vedete, ma fai un salto in Grazie. su, fai un salto in su. Oppalala. Perché le c'hai topini in casa. C'ho i topini in casa e me li hanno ridotti così, Sono però hanno finiti fatto un bel lavoro, I no? topini nell'armadio hanno Esatto. smangiucchiato un po'. C'ho delle tarme grosse così. 348 80 40 254 il numero per tutti i vostri messaggi. E adesso andiamo già a leggerne qualcuno. Sì, vabbè, ma prima volevo, guarda, farti un complimento. Scendi giù, Sai allora, che non sì. è sempre da me proprio farti complimenti. direi però- mai. No, mai esagerato. Mai esagerato. Allora non te lo faccio. No, dica. A sto punto, Carina la versione Carina. nuova di Noemi, mi piace, Del più brano grintosa, che più rocca, qualcosa in più che prima non aveva. sono contento. Bene, Bravo, vuol dire Painetti. che ho fatto un bel lavoro. Allora,
Siamo pronti? Andiamo a Sì, leggere un sì, po' di andiamo messaggi. a leggere. Regia, cosa ne dici? Dai, primi messaggi arrivati questa sera, mi raccomando continuate, 348 80 40 254, nel secondo tempo giocheremo. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico, gli fai gli auguri di buon compleanno infatti ieri alla mia dolce metà Michela, che l'amo tantissimo, grazie mille da Gianni di Torino. Auguri Michela! Augurissimi, grandi, Ma, grandi. a parte gli auguri, in questo messaggio, che l'amo tantissimo, che figata raga, è bello, è bello, certo. bravo Gianni, così che deve andare Casa Peretti, deve trionfare l'amore sempre. Hello amici, sempre il top, Dani. Hello Dani. Hello Dani. Sono stata in Texas, Dani. Hello. Probabilmente. Hello. Buonasera a tutta Casa Peretti, ad Enrico e dal tuo amico Andrea di Borgomanero. Ciao Andrea di Borgomanero, grazie. Ciao Andrea. Ciao, salutiamo tutta Borgomanero all'ascolto. I tuoi fedelissimi, caro Enrico, sempre in prima fila. Grazie ragazzi, grazie, ma come fate? 6 anni tutte le sere con me. Dovete meritarvi un premio, una statua. Dovrei intitolare lo studio 1 qua di Luserna San Giovanni per Alfonsino e Germano. Buon inizio settimana Silvia da Montalciata. Ciao Silvia da Montalciata. Grazie. Buona settimana a tutti voi. Ancora un messaggio regia. Ciao ragazzi, finalmente riesco a vedervi dal vivo. Peiretti. Ciao Milena. Ciao Milena. Grazie. Milena. Oh, così ci scaldiamo già coi messaggi, così nel frattempo invoglia anche a mandarli, perché le leggiamo tutti. Tanto il numero è sempre quello, tutti, 348 80 40 254. E cosa c'è di più bello del messaggio di prima? Di quei due ragazzi che si amano. Che si amano. Non c'è niente più bello. Collage! Ragazza che non ridi mai, ma che cos'hai? Perché da sola te ne stai? Le unghie tu ti mangi e poi scommetto che con un ragazzo non sei stata mai. Tutti i ragazzi che si amano, in tutti i posti si baciano, con gli occhi dolci sorridono un po'. Tutti i ragazzi che si amano, tutte le notti si incontrano, l'hanno i sogni, non muoiono mai. I ragazzi che si amano, i ragazzi che si amano. Ciao! Alla voce bonita! Maglietta e via, vai dove vuoi e troverai il tipo giusto che hai nei sogni tuoi. E fuori di scuola c'è ancora chi vola, jeans e un sorriso, tutti i ragazzi vanno in paradiso. Tutti i ragazzi che si amano, in tutti i posti si baciano, con gli occhi dolci sorridono un po'. Tutti i ragazzi che si amano, tutte le notti si sfiorano, là dove i sogni non muoiono mai. I ragazzi che si amano, i ragazzi che si amano, i ragazzi che si amano. I ragazzi che si amano, i collage per voi. Che poi
Devo ringraziare Juanita perché questa base io l'ho fatta oggi e quindi gli ho detto: senti, invece di cantare la solita ai ragazzi che ti amano, ho messo un po' sulle mani, io la facciamo e fa, ma non l'ho mai fatta così, ma l'hai fatta benissimo, Sì, brava, ma brava, tanto Juanita, oramai brava. lo sanno, abbiamo il direttore d'orchestra che Brava, fa brava. ogni razza di segno per cercare di darci una mano, visto che Sì, l'abbiamo provata perché un'ora quando prima. voi non avete visto una cosa, io ho inquadrato solo lei, di quale stavo facendo. Sì, Ah, tutti ma vari, un, no, due, tre, quattro, cinque, Dai, dai ragazzi, Va con i bene, va messaggi, bene, va forza, bene. fatevi sentire. A proposito dei messaggi, anche le vostre richieste, come è successo venerdì. Abbiamo la richiesta di venerdì, regia? Certo che l'abbiamo, perché il nostro Federico è super pronto. Ciao Casaperetti, salutiamo John di Moncaglieri e gli dedichiamo una canzone di Gianni Morandi. Ciao, ho scelto io e per John ho scelto C'era un ragazzo. Però mi servono il coro e le mani su. Siete pronti a casa? Dai, lasciate stare, qualsiasi cosa state facendo, via, via, via. Pronti? Il grande Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva 1000 donne se. Cantava Help e Ticket to Ride, oh Lady Jane, oh Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles Stone. Mi han detto va nel Vietnam e spara ai Vietcong. Insieme a noi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone. Girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi, non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota. Ra-ta-ta-ta. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles Stone. Nel petto un cuore più non ha, ma 2 medaglie o 3. Pronti, ne sente? Pronti? Tutti sulle mani? Taratata, 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 taratata. Adesso non esageriamo. Bella! Nel senso che? Bella! Sì, Pam, pam. no. E poi che significato questo brano, ragazzi? sì, Parliamo sì. di tanti anni fa e fosse successo qualcosa di diverso. No, questo Siamo mondo, sempre lì. questo mondo fa sempre più schifo Terribile. e non riusciamo a capire che non serve a nulla. Le guerre non servono veramente a niente, ma poi sono frasi fatte, pure dopo un po', pure sentirle dopo un po' ti stufa anche, perché tanto è inutile che uno ne parla, tanto non cambia niente.
noi in una stanza di Luserna San Giovanni non possiamo cambiare nulla. No, È il mio possiamo pensiero, il cercare- nostro pensiero è univoco. E Certo, quindi non cambia di niente. essere positivi il più possibile. Allora, Juanita, andiamo Sì. a leggere ancora 4-5 andiamo, messaggi. Vai andiamo. regia, vediamo un po' cosa è arrivato. Vai regia. Nel frattempo faccio anche partire la prossima canzone, che sarà Pagliaccio Azzurro, ma buon 2026 amico mio. Enrico e Alessia da Johnny. Ciao Johnny, un abbraccio grande. Ciao Johnny ciao, da ciao, Torino. ciao. Fosse Johnny da Palermo direi attento alle banane, ma Johnny da Torino, stai tranquillo. È tranquillo. Buona settimana dal Lago Maggiore ragazzi, un bacione ad Alessia, hai una bellissima voce Enrico, puoi cantare Le ragazze serie di Marco Masini, ti ringrazio Marco da Intra, ma certo perché no, la mettiamo in programma. Bella richiesta, grazie Sì, Marco. e poi quella Ciao. canzone toccano sedere dandoti del tu, che Sì. ragazzi è fighissimo quel pezzo. Grazie. Invece Edo ci scrive: viva Casa Peretti, ci fa compagnia e lieta anche il Blue Monday. Il lunedì è più bello anche grazie alla presenza della splendida Alessia Chelucci. Grazie Oh. caro Edo, grazie. Ancora un messaggino regia, vediamo un po'. Dopo Edo abbiamo ciao Enrico, ciao Alessia da Elena. E allora noi Ciao salutiamo Elena. Elena e tutte le Elena all'ascolto. Adesso arriva un brano pazzesco, Pagliaccio Azzurro. Sei pronta? Mettiti Pronta. bene nel riquadro perché ti Sì. faccio le inquadrature giuste. Vuoi che metto anche l'asta? No, faccia lei, veda lei. Vedo ok. io. Una giacca a doppio petto per avere un cuore in più, tanti nodi al fazzoletto per non passarci su, piedi grandi per sentire che la terra è sempre là e il cappello ad impedire che gli sfugga la realtà. Questo è il mio pagliaccio azzurro, già bambina in poi, l'amo eppure non gli ho chiesto mai chi sarai, chi sarai. Quando eleggo il mio compagno e assomiglia troppo a te, quando cado e mi vergogno, chissà poi perché. Quando è duro avere torto ed ormai non serve più, quando è duro il mio rapporto con la mia gioventù, chiamo il mio pagliaccio azzurro dal futuro mio, sto con lui ma non gli chiedo mai chi sarai, chi sarai. Fra noi due, pagliaccio azzurro, mai segreti mai. Dimmelo all'orecchio se lo sai. Chi sarai? 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 Brava, Chi sarai? brava, ancora brava. Grazie Enrico, grazie. Sono le 20:27.
notte. E tutto va bene. Bene, insomma. Una volta vediamo. si diceva così. Allora, vediamo un po' l'aggiornamento sui messaggi, ragazzi, dai, allora? forza con sto cellularino, forza, non siate timidi che noi siamo qua per voi, è gratis. E quindi Soprattutto. non pagano il canone per vedere Casa Peiretti. No, che non lo pagano, no. E quindi l'unica cosa che chiediamo in cambio è Sono un messaggino, dei messaggi, il degli messaggino. umili messaggi. Andiamo a vedere un po', per chi magari si fosse perso le puntate precedenti, vieni qua con me, così Sì. fai vedere questi pantaloni No, qui. ti piacciono allora? Sì, i famosi pantaloni a gruviera, perché hanno i Certo, buchi. hanno i buchi. Andiamo a vedere un po' come funziona nel secondo tempo, come funzionerà il nostro giochino. Ormai tanti di voi hanno già vinto, o il buono ristorante e o pure il buono salute e benessere. Così semplice, nel secondo tempo basta telefonare al 378 40 80506. Ognuno di voi ha una propria domanda che va a random, una propria domanda. Se risponde esatto può vincere questi 2 splendidi premi, ok? Scegliendo amici a un casa. numero. Adesso voglio portarti ancora una volta nel mio album, in un pezzo che non ho mai eseguito qui in diretta. Non l'ho mai fatto perché non me la sentivo. Io ho ipotizzato, non chiamate adesso, fermi ragazzi, perché altrimenti mi suona il telefonino nelle orecchie e non ne capisco più niente. Gentilmente, nel secondo tempo, fra 5-6 minuti, non di più, voglio raccontarvi una cosa personale, una cosa bella. Abbiamo detto prima che questo mondo non cambia, questo mondo peggiora e peggiora Purtroppo sì. ragazzi. Vabbè, dai, non no, importa. a te non succede niente No, io nelle sento orecchie. il ronzio, A noi, però. ragazzi, nel secondo tempo, togli la grafica, regia. Bravo. Stavo dicendo che questo mondo non migliora, questo mondo peggiora. E io nel mio album ho fatto uscire un brano che si intitola Era un lunedì. E ho ipotizzato Sì. Ho ipotizzato che questo signore che continua a chiamare, ragazzi, Chiamerà dopo, dai. ignora, ragazzi. Non lo fa apposta, è che davvero sentiamo come un vespaio nell'orecchio. Ho E detto quindi? secondo tempo, siamo ancora nel primo, per cortesia, aspettare un attimo, aspettare un secondo. Lo so che avete tanta voglia di giocare voglia con di me, vincere. avete voglia di parlare con noi, però dopo, aspetta lì, posa il cellulare un secondo e ascolta che te sto a di, che carino, è interessante. Ho scritto un brano, no? Dove ho visto il peggior futuro che ci possa capitare. Non a me te, No, generico. ma probabilmente ai figli dei nostri figli. E allora io spero davvero di essermi completamente sbagliato in questo brano dal titolo Era un lunedì. Era un lunedì, come un film senza anteprime, tu non eri qui. Quando servo del sistema dissi uccidimi. Poi il silenzio nelle strade controllate dal potere, la musica rinchiusa nelle fogne di quartiere, la mia amica fuori schema col futuro nelle sfere, disse non lo devi fare, quell'account per entrare. Silenziati offuscati, allontanati, ma perché? Abbracciarsi illegale, mezzo metro tra me e te, un ricordo ormai lontano, cancellato dal pensiero, per tornare alla vita un compromesso col siero. È passato molto tempo, qualcosa è andato storto, forse il piano era diverso, qui nessuno è più risolto. È passato molto tempo, tra clonati e contagiati, il problema quello vero, siamo tutti dei drogati. Controllati nelle vene, 3 bitcoin per respirare, senza terra, senza casa, né permessi per uscire, per creare un nuovo mondo, la chiamavano estensione, questa nuova epidemia che ti annienta la ragione, nessuno ha più parlato, nessun capo di nazione, ma lo schema era preciso, questa è guerra cellulare, è passato
Forse il piano era diverso, qui nessuno è più risorto. Pubblicità e subito dopo giochiamo insieme. Bentornati in questa seconda parte, in questa serata di lunedì con la Juanita. E adesso attenzione perché 5, 4, 3, 2, 1, via con le telefonate. Alzo il volume delle mie orecchie, arriva subito, ma proprio subito la prima telefonata. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto, Giuseppe da Torino. Giuseppe da Ciao. Torino, ciao, benvenuto in casa Grazie. Peretti. Hai già giocato, quindi sai come funziona il nostro gioco, giusto? Sì, lo so. Va bene, allora Giuseppe, andiamo a leggere la tua domanda, la domanda di Giuseppe di questa sera. Vai regia, vediamo un po'. Il Dai, vieni. Cosa c'è? Dimmi. Giuseppe. No, vai, la Va bene, domanda. va bene, il titolo esatto. Sono qua. Vabbè, il titolo esatto della canzone Notti Magiche. Voglia di vincere, inseguendo un gol o un'estate italiana. Ragazzi, Vale. dovete abbassare il volume della TV però, perché altrimenti non riesco. Sì. Vale. Giuseppe, Dimmi. devi abbassare il volume della TV a Sì, zero. L'ho abbassata. Bravo. La risposta qual è? Giuseppe. Un'estate italiana. sì. Bravo. Non era facile. Bravo Giuseppe. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. La 1. La 1 per Giuseppe, vediamo, lo sai che se c'è una faccina rossa hai perso. Se c'è una faccina blu puoi rigiocare. Se c'è una faccina, se c'è un premio hai vinto il premio. Sei pronto Giuseppe? Ok, pronto. Pronto? Oh. E c'è la faccia blu. Quindi Ce la faccio blu. hai diritto a un'altra domanda. Un'altra domanda. Ok. Altra domanda per Giuseppe. Vai regia. Vediamo Vai, quale sarà. vai. Vai che ce la fai. Luigi Giovanni Maria è il vero nome di Gatto Pancieri, Luigi Tenco o Max Pezzali? Hai 3 secondi per rispondere, vai. Il mio nome di detto Pancieri Luigi Tenno, Basti Pezzali. Luigi Giovanni. Luigi Tenno. La risposta è? Aspetta, no, Luigi Tenno, No, Basti Pezzali, detto Pancieri. Qual è la risposta? La A, la B o la C? Veloce. Veloce. La B. No, mi dispiace Gatto Pancieri, grazie per aver giocato con noi, ciao! Grazie. Ciao amico mio, ciao! Però sento in questo nostro telespettatore tutta la voglia di giocare, la voglia di partecipare, la voglia di vincere. Sì, e io sento anche la suggeritrice, che è Esatto, probabilmente quindi la moglie. riprova da domani. Andiamo a rispondere alla seconda telefonata di questa sera. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Massimo da Carmagnola, ciao Alessia. Ciao Massimo, ciao Massimo da Carmagnola. Dai Ci che ce la riproviamo. facciamo questa sera, sono convinto. Andiamo a leggere la tua domanda. Vai regia. La domanda per Massimo è questa qui. Nel brano C'era un ragazzo, viene regalato uno strumento, una chitarra, un violino o un pianoforte? La A, la B o la C? Ragazzo, una chitarra, un violino, un pianoforte. La A. Una chitarra, dice mia moglie. La sua chitarra mi regalò. Brava la Certo. moglie, un applauso alla moglie. Ma le mogli, Per una volta, per la seconda volta ha ragione. le mogli non sbagliano mai. La prima volta quando ti ha detto quel sì importante, giusto? Ecco, va bene. La 2, Vabbè. la 3, la 4, la 5, la 6. Vai Massimo. La 2. La 2, quindi nell'1 c'era la faccina blu. Nella 2 non c'è la faccina blu. Aia. Quindi o hai vinto un premio o c'è la faccina rossa. Vabbè, Secondo te non Massimo? importa. Secondo te Massimo?
La faccina rossa. Dai che hai indovinato, mannaggia Massimo, grazie per aver giocato con noi, ti vogliamo bene, Grazie a ciao. te, grazie a voi, Richiama, ciao. Massimo Ma che ha peccato. l'abbonamento per le faccine rosse. Amici, vi ricordo, se riuscite a prendere la linea dovete abbassare a 0 il volume della TV, fatemi questa cortesia, altrimenti non so quel che dico. E già di solito è così, però ancora peggio. Pronto? Chi sei, da dove? Pronto? Abbassa il volume della TV a 0 per cortesia, grazie. Ma metti a 0 volume? Ecco. Ok, ci sono. Come Dai. ti chiami e da dove? Fabio da Garlasco. Fabio, ciao Fabio da Garlasco. La 3, aspetta, prima la domanda. La domanda per Fabio, vai regia. Sono già convinto che tu risponda giusto. Quindi una vita da per Ligabue, una vita da attaccante, una vita da centrocampista, una vita da mediano. La A, la B o la C? Vai La Fabio. C, La C, tutta la bravo. vita. Bravo. Sei un fan di Ligabue? Vabbè. Pronto, mi senti? Pronto? Ti sento. Bene, la 3, la 4, la 5 o la 6? Ti avevo chiesto se eri un fan di Ligabue. La 3. La 3. La 3. Andiamo in sequenza. 1, 2, 3. Esatto. Di dove sei? Hai detto Scusa? Di dove sei di preciso? Di Garlasco, provincia di Pavia. Guarda un po' qui cosa c'è dentro la busta numero 3. Hai vinto un buono salute e benessere della profumeria Sinatra del valore di 50 euro. Bravo! Grande! Bravissimo! Bravi. Bravo. Bene. Mandami gentilmente un messaggio al 348 80 40 254 col tuo nome, il tuo cognome, Va bene. il tuo numero di telefono gentilmente e ciò che hai vinto. Grazie di cuore, grazie Fabio, ciao. Grazie. Buona serata, ciao. Ciao, mitico. Ciao. Sono contenta. In Oh. provincia di Pavia. A Garlasco. Che bello. La 4, la 5, la 6 sono rimaste lì. Sì. Vediamo un po', abbiamo Vediamo ancora un un po'. premio lì in mezzo. Sì, certo che c'è c'è. ancora un premio. Pronto, chi sei? Ciao, sono Ciao. Daniela da Torino. Ci avevo provato venerdì. Come ti chiami, Daniela? Sì, da Torino, sì. Da Torino, ciao Daniela. Allora, Ciao. cara Daniela, andiamo a leggere? Sei pronta? Sei concentrata? Oh yes. Oh yes, la domanda per te è questa. Vai regia. Come si chiama il nuovo tour di Renato Zero? Il tour del 2026. L'ora zero. Zero follia o 0 gradi? La A, la B o la C? Vai con la risposta. La A. La A, l'ora zero 2026. Un gran bel tour da non perdere. Brava. Brava, non lo sapevo, brava. 4, 5, 6. 4, 5 o 6. 5. La 5. Oh, è rimasto un premio, è rimasto il buono ristorante. E ti garantisco che il buono ristorante non è qui e neanche qui, perché è qui! Brava! Buono ristorante del valore di 50 euro. Rabezzana, l'osteria Rabezzana, hai vinto! Ho vinto mai. Hai vinto! brava. Brava! Come devo fare per avere il buono? Mandi un messaggio al 348 80 40 254, sarò io a chiamare te. Grazie per aver giocato con noi. Grazie. Manda un messaggio però, Ciao. E facciamo Ciao. E facciamo la controprova. Che bello giochino questa sera. Abbiamo dato anche questa sera tutti e due i premi e siamo proprio buoni. Siamo buoni. Nella 4 c'era la faccina rossa e nella 6 c'era la faccina blu. Oh, vieni Juanita. Il gioco è finito, amici a casa. Il gioco è finito, tornerà domani sera. Per di più domani sera ho un ospite che è tanto tempo, 1 anno e mezzo che non viene, non vi dico di più, ma è una ragazza che suona la chitarra molto bene, lei è molto brava, lei è molto bella e quindi un'altra puntata assolutamente da non perdere. Il prossimo brano è inciso non solo sul vinile, non è solo inciso sui dischi, sui CD, ma anche inciso sulla pelle. Non faccio mistero del mio risentimento verso te che ho privato del mio corpo il tuo letto. Soffro ancora la sete,
Se mi concedo a gocce, troppo rare anche amare, so che non ti fa bene. E adesso mi dici che dovrei dimenticare, però questo farebbe soltanto comodo a te. E che credo che il perdono troppo spesso sopraggiunga un po' prima del tempo, ed è per questo che mi difendo del tuo abbandono. Ormai inciso sulla pelle, non potrò più cancellarlo. Ho impiegato ogni ora a riempire la tua vita senza troppa cautela, ho svuotato la mia e non provo stupore nel vederti danzare al suono di un nuovo piacere che dentro te già si muove e si vede. E adesso mi dici che potremmo ricominciare, però questo farebbe soltanto comodo a te. Credo che il perdono troppo spesso sopraggiunga un po' prima del tempo, ed è per questo che mi difendo del tuo abbandono. Resta inciso sulla pelle, non potrò dimenticarlo. Sicuramente tu saprai inventare l'epilogo migliore, più congeniale, per poi lasciare me del tutto assente di fronte agli occhi tuoi che non diranno niente. E di certo aspetterai che sarò ancora io a perdonare, come sempre farebbe soltanto comodo a te. E che credo che il perdono troppo spesso sopraggiunga un po' prima del tempo, ed è per questo che mi difendo dal tuo abbandono. Ormai inciso sulla pelle, non potrò più cancellarlo. Per voi Alessia Calucci. Grazie, e tengo a dire che questo brano è della nostra grandissima Giusy Ferrer, Che ci ascolta tutte le e sere. che io grazie, adoro, che Giusy, continua grazie. a scoprire dei brani uno più bello dell'altro con dei testi fantastici. Come fammelo Peiretti dire. con Toto Cutugno. Bravo, Adesso uguale. non paragoniamo ancora, però. Toto Guarda Cutugno, che l'hai Toto fatto tu Cutugno, il paragone. Toto Io ho Cutugno detto e che Toto amo la Cutugno. Ferreri. Bravissima, io però Toto Cutugno. Vabbè, ognuno Vabbè. ha il suo Toto. Brava, brava. Andiamo a leggere un po' dei vostri messaggi, anzi Sì. tutti i messaggi arrivati fino a qui. Vediamo. Cosa hanno scritto? Enrico, scrivi una canzone per il fan club. Un bacione da Daniele Luca da Ceva. Beh, l'idea è carina. Perché devo no? dire. Perché no? Potrebbe anche diventare una sorta di sigla nuova. Esatto. Perché a me sta roba che gira non ce la faccio più. Pensaci. Raga, ce la faccio più. Buona settimana a voi, tutte Casa Peretti, e a tutti quelli che vi seguono. Saluti Lilli da Rorà. Grazie Ciao Lilli. cara Lilli. Grazie. Sai dov'è Rorà tu? Rorà, sì, un'idea ce l'ho. Una volta sei partita e andata a piedi a Rorà. Poi a metà Anche- mi ha chiamato. Vienimi un po' a prendere. Ciao Casa Peretti, sempre buona musica con un inizio di settimana spettacolare. Bravissima Alessia. Saluti da Alessandra e Corrado. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Alessandra, ciao Corrado, che belli che siete. Ciao Enrico, ciao Alessia, viva Casa Peretti, tutti i suoi ospiti e la sua musica. Figata Leo Star bicolore, grande, ciao da Roby75, sono le mie scarpine. Grazie. Sono rosse in tinta con E beh, quando uno ha classe è e anche così. un po' gialle in tinta coi capelli. Veda lei.
Veda lei, questa, Allora. vediamo, questa è un disegno, un'immagine, vabbè, salutiamo chi ce l'ha mandata, ringraziamo. Ciao Peiretti, ciao Enrico Peiretti, ciao Alessia Chelucci, buona serata a tutti voi. Michaela, Gianluca, Stefano, Alberto ed Antonio Primiceri di Rivalta. Ciao Antonio, ciao a tutti. Ciao Michela, Gianluca, Stefano, Alberto, Antonio, tutti. Grazie. Buon inizio settimana a tutti, stasera ho una richiesta. Enrico, mi piacerebbe molto sentirti cantare un pezzo dei Negrita. Scegli tu quale? Sonia te lo chiede con un bacio. Mi dispiace, non so cantare in Negrita, non ne so neanche mezza. Ma anzi, puoi saluto i Negrita che anche loro come a Ferreri ci ascoltano tutte le sere. Certo. Però non so proprio. Puoi provare a imparare. Dimmi una canzone famosa dei Negrita. Non lo so, sa manco lei. Quindi Pensate che comunque ci dispiace ai fans della Negrita in ascolto, però mi informerò in questi giorni. Regia, mio manager, mandami la più famosa dei Negrita, dai. Bravissimi, super duetto, Ale brava e sexy, Enrico Mitico. Saluti a tutti Romy e Roby, grazie ragazzi. Anch'io sono sexy. Ecco, questa è la cosa più sexy che ho visto stasera. Mamma che tiramisù. Questo è buono. Oh, che voglia. Questo è buono. Che voglia di tiramisù. A parte che l'ho mangiato oggi a pranzo, quindi col mio amico Benny che saluto. Ciao Benny! Ciao a tutti, da Alessia, Donato, Mauro e Noemi. Ciao Alessia. a tutti. Ciao Donato, ciao Noemi, ciao Mauro. Buon divertimento. Ciao Peretti dai tuoi amici Caterina e Enrico di Riva Rossa. E lei è suo il tiramisù. Wow. Hai fatto il tiramisù, mi sta bene. Ma una porzione in più, lei a dieta, ma una piccolina, la spedisci qua a Luserna San Giovanni, qualche maniera. Ciao Enrico, Alessia, bravissimi come sempre. Avrei una richiesta poda per Enrico, mi è uscito l'accento bene. Vorrei ascoltare la tua canzone 2020 se possibile, con una dedica a mio marito Maurizio, con tanto amore. Grazie, un grande saluto da Stefania Rondissone. La metterò in programma questa settimana. Voi non perdetevi neanche una puntata di Casa Peretti e arriverà anche 2020. Questa Grazie. la sai, te la ricordi, no? Questa l'ho scritta io, vedi tu. Viva la coppia d'oro di Rete 7, viva Casa Peiretti, lo dicono Giovanni e Silvia da Alessandria. Grazie Giovanni, ragazzi, grazie Silvia, grazie. Anzi, leggi tu il prossimo, forse riesco a In trovarlo. questa vai. puntata dedicata all'amore ricordo che, come dice Fabio da Alba, è più bello insieme, ma anche da soli ci si diverte. Fabio, sono d'accordo con te, perché se uno ama se stesso sta bene sia con se stesso che con gli altri. Questo è il segreto del Ma successo. che bello, bravo, bel messaggio, Ciao, bella Fabio. risposta di Juanita. Tutto La bellissimo. mia amiciona è sempre una super gattona. Saluti, stavo leggendo il messaggio. Credevo parlassi con me. Saluti da Domodossola. Ciao Domodossola. Ciao Domodossola. Ciao, sempre bravi. Totò da Muraki. Ciao Totò da Muraki. Ciao. Grazie. Arigato, mi viene da dire. Grazie. Perché E non la questo trovo? bel ragazzo chi è, Enrico? Chi è? Non lo so. Magari è Totò. Non lo so. Da Muraki. Però salutiamo Ciao. questo bel ragazzo. Ma come siete belli ed eleganti questa sera, state benissimo, avanti così. Un saluto Giuliano, grazie. Ciao Giuliano, grazie. Giuliano è come il festeggiato che siamo andati sabato alla tua festa, e lo auguriamo ancora, facciamo tanti auguri al nostro Giuliano. Grazie, Alberto. Giuliano. Ciao Enrico, carissima Cheluccina, un grande abbraccione. Potete per favore mandare un abbraccione da parte nostra ad Arianna, che conoscete benissimo, Titti e Giovanni. Ma certo, molto volentieri. Per di più con Arianna mi ci vedo domani, perché allora? abbiamo delle cose in ballo molto belle da farvi poi ascoltare e vedere. Buon appetito da Concetta e Franco di Corso Orbassano. La carne all'albese. Albese. Ma secondo sì. te lì c'è del tartufo, dei funghi o delle scaglie di parmigiano? Le scaglie mancano ed è un peccato, aggiungetelo se ancora dovete mangiarlo. Per il resto sembra tartufo, ma potrebbe essere Ci salutate il nostro figlio Edoardo che lavora in Calabria. Ciao Edoardo, buon lavoro. Ciao, un bacione grande. Grazie, ciao Edoardo. Io sto cercando un brano mio ma non lo trovo, quindi vai Tranquillo, avanti. io leggo. Ciao Enrico, ciao Alessia. I ragazzi che si amano ci sono sempre, ma si ama sempre anche se non si è più giovani. Un abbraccio forte da Amedeo. Ma certo Amedeo, hai ragionissimo, non bisogna mai smettere di amare. Ciao Ame, ciao.
L'amore non ha età e No. questo continuo a dirlo da 20 anni io. Ero io in foto, Marcello di Val della Ah. Torre. Ciao Enrico, bravissima la cantante Juanita. Grazie Juanita, mille Marcello Juanita. di Val della Torre. Ogni volta che dico Juanita mi ricorda Marbella, la Spagna. Ciao magari. a tutti da Fulvia di Cubiano, bravissimi. Grazie Ciao. Fulvietta, grazie. Ciao Fulvia. Hai trovata la canzone? L'ho trovata, dai, che magari finiamo con 2020, visto che questa sera ho fatto 2 miei brani, non c'è 2 senza 3, ma prima salutiamo tutta la family di Buttigliera d'Asti. Buona settimana a Casa Peretti, sempre bello trovarvi ogni sera, grazie Buttigliera d'Asti, ma quanti siete? C'è tutto il Piemonte Grazie, all'ascolto. ma che meraviglia. bello. Ciao Enrico, ciao Alessia, siete stati bravi a cantare le canzoni di Morandi che a me piace tanto. Saluti e un abbraccio da Giacomo di Castagnole. Ciao Giacomo. Ciao, Giacomo, un bacione. Mancano 3 minuti ragazzi, dai, ancora. Ciao, sono Marcello da Valle della Torre, complimenti per la trasmissione. Potreste inserire una canzone di Pino Daniele? Grazie, un saluto a tutti voi. La facciamo telespettatori. mercoledì che c'è qui Amedeo a Grillo e lui Ecco. con Pino Daniele, insomma, Sono- gioca in casa. Dai, un pezzettino del mio brano a grande richiesta, dai. Siete pronti? Una canzone che mi ha cambiato la vita. Perché grazie a questa musica che io sono finito tutte le sere nelle vostre case. È successo neanche così tanto tempo fa, è successo e forse mai più succederà. Giorni tristi, piegati in un insolito TG. Quelle foto che vedi e gente disarmata lasciata lì, non sta in piedi e spera in un altro lunedì. Quell'ospedale non è la scena del più triste film. Sai figlio caro, adesso io ti voglio raccontare strade deserte, persone sui balconi a cantare per cercare un attimo di pace e libertà. 2020, l'anno, il tempo, il giorno che mi ha cambiato. 2020, guardami, chiedimi come l'ho vissuto. 2020, era un deserto questa mia città. 2020, qualcuno diceva sicuro ce la farà. Io ti ringrazio Juanita per essere stata qui. Grazie a te. Sai figlio caro, adesso io ti voglio raccontare per fare la spesa. Ci vediamo domani, la mascherina, la cosa